ho scoperto Treviso per la prima volta perché non ero mai stato. Già quella piccola cosa che mi lega al Triveneto della mia compagna che è una mula triestina, però detto ciò avevo girato soltanto a Bassano del Grappa, però diciamo che come set, come luogo per girare un film diciamo che è stupendo, ancora non ha capito bene il cinema, quindi ancora ci sopportano e quindi ecco come ho detto prima ho trovato una location al volo e quindi la stiamo chiudendo, si mangia bene ma soprattutto si beve bene e con Beppe si beve molto bene perché conosce molto bene i vini. Quindi che cosa vuoi di più? Siamo dei bambini che abbiamo i nostri giocattolini, abbiamo un luogo stupendo, il nostro Luna Park adesso è Treviso, stiamo facendo il nostro film, la nostra, perlomeno la mia vita è un po' questa qua, il lavoro e poi il resto, finito diciamo, l'orario di lavoro, sto bene con i miei figli, al bar per cavoli miei, sto con la mia famiglia, penso a tutt'altra roba, quindi io penso di essere fortunato e un privilegiato a fare questo lavoro e spero che si possa continuare a girare qui a Treviso per voi perché la regione ha bisogno del nostro supporto, almeno credo. Tu che sarai su? Lui sarà sempre Stu, ripeto, sarà un manichino con un altro vestito, spero che vi piaccia. Spero. Ho messo un vestito, ho cercato di usare un vestito che va bene per tutte le stagioni, inverno, estate, molto invernale però, È uno Stu un po' a collo alto, lo fa. Comunque ho fatto un vestito che va da novembre a dicembre.